Amici, buongiorno. La copertina magari al contrario non mi sembra utile. C'è l'album 2009-2010 che adesso andiamo ad analizzare, la rubrica Sfogliando gli album, come ogni settimana. Questa è la copertina. Tornano in evidenza i calciatori della Serie A, non è più una copertina, chiamiamola così, virtuale. Album sempre più moderno, adesso lo andiamo a vedere nel dettaglio. Voi, mi raccomando, non vi schiodate dalla sedia, aspettate un secondo che io torno con l'album aperto. Arrivo, Ed eccola la copertina effettivamente vista da vicino. C'è questo campo virtuale con la rovesciata classica di parola della Panini, la scritta sotto, vedete, campionati di Serie A e B, prima e seconda divisione, che sarebbero la vecchia C1 e C2, la Serie D, la Serie A femminile, e poi i protagonisti del campionato li vedete in ordine: Quagliarella del Napoli, Pazzini della Sampdoria, Amauri della Juventus, Eto'o dell'Inter, Pato del Milan, Miccoli del Palermo e De Rossi della Roma. Questa è la copertina dell'album 2009-2010, ovviamente anno mitico per i tifosi dell'Inter, che riuscì a vincere tutto, campionato, Coppa dei Campioni e Coppa Italia. Questo è il calendario. Prendiamo come sempre una pagina qualsiasi per vedere anche le squadre che c'erano. Vedete, un po' quasi da trasmissione televisiva, con i risultati più che da album, un po' diverso. C'erano i quadrati una volta, i quadratini per i risultati della Serie A. Qui diventa tutto un po' diverso, ma come vi ho detto è un album come quelli passati, un po' più moderno. Passiamo a vederlo dall'interno e vediamo un po' che cosa ci presenta. Queste sono le due pagine iniziali dell'Atalanta. Vedete la scritta, vedete sullo sfondo i giocatori più rappresentativi. Addirittura c'è Antonio Conte in panchina nella sua breve ed infelice esperienza atalantina, finita poi con un allontanamento dopo pochissime partite. Le due maglie, e poi adesso andiamo la squadra, ovviamente la figurina della squadra, eccola qui, contorno giallo delle figurine. Andiamo a vedere come sono effettivamente le figurine. Prendiamo questo Leonardo Talamonti, difensore argentino che aveva giocato anche nella Lazio. Eccola qui, vedete, contorno giallo, c'è la maglia con il numero del giocatore e la scheda sommaria del calciatore, e poi vedete qui c'è la zona in cui opera. È un difensore, quindi vedete viene evidenziata nel campetto in rosso la difesa. Adesso se troviamo, magari questi sono tutti difensori, ovviamente troviamo un attaccante, ecco, troviamo, eccolo qui, Jaime Valdés, vedete, centrocampista, e viene evidenziato il centrocampo come zona di competenza. Questa è la seconda pagina, con le curiosità, con, vedete, record di presenza in Serie A, record di reti in Serie A, record di rigori addirittura in Serie A, 18 rigori di Cristiano Doni, che vediamo qui e vediamo anche qui nella figurina. Formazione tipo, questa è una delle novità, vedete, con il modulo e i giocatori messi con i numeri, quindi per far capire chi più o meno sono i titolari, altri titolari in rosa, e poi ci sono gli aggiornamenti. C'è Cevanton, che giocò la seconda parte del campionato nell'Atalanta, e c'è, vedete, Bortolo Mutti come nuovo allenatore al posto di Conte. Poi non riuscirà ad evitare neanche Mutti la retrocessione dei bergamaschi. E poi vi parlavo dell'Inter, che vinse tutto in quella stagione, vinse comunque il campionato. Qui parliamo ovviamente di album e quindi del campionato di Serie A. Ecco l'Inter di Mourinho, l'ultima Inter di José Mourinho, che vinse quello scudetto, tra l'altro grazie anche al suicidio della Roma con la Sampdoria ad aprile. Roma che aveva superato l'Inter in classifica, e l'Inter che si riprese il primo posto dopo la sconfitta della Roma contro la Sampdoria, peraltro in rimonta. E qui c'è la figurina di Diego Milito, certamente il grande protagonista di quell'Inter, che, se non ricordo male, in maniera abbastanza assurda, non fu neanche messo nella classifica del pallone d'oro. Vabbè, una roba incredibile.
volte si fanno delle cose assurde. Oh, qui c'è il film del campionato, come veniva chiamato dalla Panini, con varie caratteristiche delle situazioni del campionato. Il gol, uno dei gol più belli, il gol di Borriello durante Milan-Parma. Borriello aveva questa caratteristica di fare gol in mezza rovesciata. Il cannoniere Antonio Di Natale, alto rendimento c'è Totti, vedete insomma un po' tutti i protagonisti. E poi qui c'è anche lo sprint scudetto tra Inter e Roma, e vedete anche la prima pagina della Gazzetta dello Sport dello scudetto dell'Inter, 18° scudetto dell'Inter nel 2009-2010. Calcio d'autore, le grandi firme del campionato, ci sono le figurine con i giocatori in movimento e con l'autografo, ovviamente è una riproposizione dell'autografo, eccolo qui, dei vari giocatori. Vedete Di Vaio con questa maglia celebrativa, eccolo qui. E questa è la Serie B. Andiamo a vedere una pagina come al solito del calendario per vederci le squadre. Eccola. E andiamo a vedere come sono strutturate le figurine. La differenza rispetto agli ultimi due album, quantomeno all'ultimo, quello del 2008-2009, è che ci sono 3 figurine, ci sono 3 giocatori per ogni figurina. Da qui non si evince ovviamente perché sono messe in maniera staccata. Vedete nell'Albino Leffe c'è anche Sala, che aveva giocato nel Milan e nell'Atalanta e nella Sampdoria. Scudetto più piccolo, una sorta di vecchi scudetti della Serie C, la foto della squadra e i giocatori. Figurine sono simili a quelle della Serie A, con contorno giallo. Vedete Albino Leffe d'Ancona, finché l'Albino Leffe è stato in Serie B era la prima squadra della Serie B, per questo che vi mostro quella, ve ne potrei mostrare tante altre. C'è il primo, ecco vedete c'è il Sassuolo ad esempio in Serie B. E passiamo alla Serie C, figurine sempre più piccole della Serie C. C'è il girone A con la solita divisione assurda, con il Benevento e il Como nello stesso girone, il Novara e la Paganese. Immagino la gioia dei tifosi di farsi dei viaggi così lunghi, ma anche delle società che, vi ripeto, non hanno le stesse potenzialità economiche di quelle di Serie B o di Serie A. Questo è il girone B, con tutte le squadre. E poi c'è la Serie C2 che vedete viene racchiusa solo con gli scudetti, è davvero racchiusa solo a una pagina. Vedete ci sono tutte le squadre, tutti gli scudetti del girone A, tutti gli scudetti del girone B e tutti gli scudetti del girone C. Eccolo. Poi c'è il calcio femminile con la Serie A ovviamente del calcio femminile, e c'è la Serie D anche qui con gli stemmi delle squadre. Faccio vedere qualche, vedete c'è il Belluno, Jesolo, ne prendo qualcuno così a casaccio. E poi momenti di gloria delle 20 protagoniste del campionato di Serie A. Diciamo che viene dedicata una figurina con la pagina in collaborazione con la Gazzetta dello Sport, di una pagina gloriosa nella storia delle squadre. Prendo per esempio qui il Chievo, vedete è un Chievo d'autore, 18 dicembre 2001, quando il Chievo era primo in classifica in Serie A. Per ogni squadra c'è una prima pagina della Gazzetta dello Sport. Vedete lo scudetto della Roma, lo scudetto della Sampdoria, il Siena in Serie A, insomma tutto per ogni squadra. E poi l'Italia nei mondiali Panini, ci avviciniamo al mondiale del 2010, ottimo per l'Italia. Vedete Marcello Lippi sullo sfondo e tutte le figurine Panini della nazionale italiana ai mondiali a partire dal 1970. Ovviamente prima non esistevano le figurine, quindi non è che ci potesse essere la figurina dell'Italia del 34 o del 38. Vedete quella di USA 94, vedete quella del 2002 e quella vincente del 2006.
E così termina l'album 2009-2010, vi faccio rivedere la copertina e vi aspetto la prossima settimana, ovviamente con la copertina e con l'interno dell'album del 2010-2011. Continuate a seguire il canale, mi raccomando, torno domani con la partita della settimana e torno venerdì prossimo con l'album. Ciao!